Dopo 12 anni, Ferrovie della Calabria rinnova il parco autobus. Eccoli i pullman Euro 6 presentati nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro, costruiti in Spagna da Irizon. L'intervento reso possibile dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno cofinanziato l'acquisto da parte di Cometra nell'ambito dell'iniziativa Connettere l'Italia. Nel corso della conferenza stampa nella Sala Gialla, il governatore ha sottolineato che è il primo step di un percorso che si chiuderà il prossimo anno. La prima tranche di autobus, 22 autobus moderni all'avanguardia, che saranno seguiti da altrettante tranche che appunto si completeranno con 364 nuovi autobus sulle strade della Calabria e nei centri urbani, anche attraverso approvvigionamento energetico ad impatto zero, autobus elettrici a metano eccetera, per consentire appunto l'ammodernamento del parco macchine della nostra regione. La Regione, è stato ricordato, si è dotato di un piano di trasporti considerato innovativo. La rivoluzione della mobilità in Calabria dovrebbe essere completata entro il 2021. Il direttore di Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lofeudo, si è soffermato sul vantaggio per gli utenti che potranno viaggiare su mezzi nuovi e confortevoli. Gli autobus, questi sono un primo lotto di nuovi autobus, ma la Regione ha già programmato ulteriori risorse importanti per migliorare il comfort e la qualità del servizio, che è fondamentale per attrarre utenza al trasporto collettivo. Stiamo investendo sul futuro, è stato evidenziato al termine dell'incontro con i giornalisti, un cambiamento che creerà le condizioni per la crescita sociale ed economica della Calabria. Sarà la volta buona?